Buongiorno, anzi, buonasera, direi buonasera. Noi siamo pronti per cominciare questo nuovo appuntamento di giovedì di Sicily On Air, l'appuntamento che insomma vi tiene compagnia ogni giovedì. Ritorniamo alla nostra consueta impostazione del giovedì sera alle 21:30. Puntuali, saluto il regista, come sempre il regista un po' dei nostri format, Paolo Gatto. Ciao Paolo, ciao Paolino. E saluto Marzia, che invece è la donna in redazione, che è molto importante per noi. Senza di lei non potremmo andare avanti. Sto cominciando ovviamente a vedere che subito comincio a capire le cose come vanno, le condivisioni, perché dovete condividere più che potete. Intanto dobbiamo ringraziare chi è bella subito, il mio regista è sempre pronto. 263.164 volte grazie di cuore a tutti voi che naturalmente vi collegate, cliccate il like alla nostra pagina. Saluto amici che ormai dietro il mio studio c'è gente viene a vedere dal vivo la trasmissione. Allora, stavo dicendo, tanta gente che clicca mi piace sulla pagina, all'interno del gruppo. Gli iscritti su YouTube sono veramente tanti. Allora io direi di cominciare a condividere questa serata con gli ospiti che poi insomma sono le colonne portanti della nostra trasmissione. Allora inizierei subito con direi, se dico leggenda, secondo me appena entra in onda mi picchia virtualmente, che la leggenda sa di troppo retro, però effettivamente la sua musica raffinata, la sua voce, insomma la sua esperienza, nel nostro ambito siciliano è veramente un grande personaggio. Anna Bonomolo, la salutiamo subito per cominciare. Ciao Anna, ecco qua, Ciao. eccola qua. Ecco. Me ne sto andando, te lo sto dicendo perché No. donna è vero, comunque è vero. No, è vero, ma cioè, non possiamo negarlo. Ho anche gli occhiali perché non ci vedo, non ho lentine perché mi sono rifiutata a quest'ora di metterle, però dico leggenda troppo. Però ma perché, scusa Anna, perdonami, perché poi quando si passa a miglior vita è stata una leggenda, è una leggenda, ma dico, alla fine uno quando sta bene, in salute e continua a lavorare, è giusto che abbia questo merito come quello che ti sto dando stasera, perché ti ho voluto fortemente, ti ho inseguito da tempo, non è facile averti ospite, non sei una che rilascia dichiarazioni facilmente. No, perché di fatto io questo mestiere, diciamo che è nato come un hobby, ma poi è diventato, diciamo, un mestiere negli anni, forse adesso un po' meno, chiaramente vista la situazione, ma in tempi passati abbiamo avuto anche momenti di full immersion nella musica e diciamo ti porta a essere come dire, a essere ricordata e soprattutto riconosciuta al panificio, al fruttivendolo, nei supermercati, e questo ti dà gioia, ti rende una persona gioviale. E certo, 30 anni di musica sono pesanti, però dico sempre rimanendo, diciamo, nel quartiere che mi appartiene, poi è Palermo e forse Sicilia. Non avrei potuto fare di più? Forse sì. Non l'ho voluto fare? Sì, non l'ho voluto fare. Vabbè, tra poco parleremo anche delle scelte che hanno condizionato la tua vita anche artistica, scelte magari personali e oggi, nel periodo che stiamo vivendo, magari sono state importanti. Questo non è da incoraggiamento sicuramente a chi sta persistendo, a chi non molla, però evidentemente nella vita bisogna lasciarsi, non dico due, ma anche di più finestre aperte, Anna. Penso che è una buona cosa. In momenti difficili su un settore si può andare su un altro per essere pratici, lo dico semplicemente per essere pratici.
Sì, vabbè, al tempo io onestamente non potevo mai immaginare che ci sarebbe stato un momento così che secondo me nessuno poteva proprio pensarlo minimamente. No, più che altro invece la spinta a rimanere, diciamo, nella normalità, a svolgere un lavoro normale, se il lavoro di ricercatore tecnico può essere un lavoro normale, perché anche là potremmo aprire un sacco, diciamo, di parentesi, è nato più che altro dal tutto lo sforzo che avevo fatto per studiare all'università e quindi mi sembrava, forse non credevo alle possibilità musicali, non avendo mai studiato, essendo stata, diciamo così, una miracolata della musica sostanzialmente. E poi ho avuto il mio incontro col gruppo di riferimento a cui mi riferisco e che vorrei forse dovrebbe essere insignito del Eh. ruolo di tutor a vita di tutti coloro che vogliono fare spettacolo e parlo dei mitici Revisitors. Che citazione stasera, ragazzi. Assolutamente, parlo dei Revisitors, parlo di quei tempi dei Revisitors che sono stati tempi per la musica a Palermo gioiosi, un posto come il Malaluna dove ci si incontrava noi universitari del tempo, senza che fossimo nessuno, però là dentro eravamo gruppo, eravamo comunità, Senti, Anna, continuiamo perché le condividiamo queste cose che stiamo dicendo con gli altri ospiti che sono stasera con noi. Vado avanti con le donne, le quote rosa che tanto mancano alla politica regionale italiana. Non voglio fare, perché io faccio politica da altre politica, faccio comunicazione, mi occupo anche di questo, ma di giovedì faccio solo musica, anche se mi scappa ogni tanto il tono polemico perché le donne mancano in alcuni settori importanti della nostra Sicilia. Qualche assessore in più non sarebbe male, però ce lo auguriamo, sempre più donne. Cassandra Raffaele, però, insomma, è collegata con noi stasera. Ciao Cassandra. Ecco, non la sentiamo. Stasera è una serata, devo toccare ferro perché, insomma, non sento Cassandra, non so che problema ci sia, quindi vediamo se abbiamo qualche problema col microfono, ripristiniamo l'audio di Cassandra. Nel frattempo, Cassandra, tu mi senti? Penso che mi senti, adesso lei sta rientrando. C'è Vito De Canzio, che ragazzi, Buonasera a tutti. ciao Buonasera a Vito, tutti. ciao Vituzzo. Allora, insieme, intanto ci sono già molti collegati, condividete dalle nostre pagine ufficiali Io Compro Siciliano. È bello condividere queste serate in cui le notizie ovviamente che arrivano e che sentiamo non sono positivissime. Tra l'altro è di oggi l'ordinanza della chiusura da domani di tutte le scuole nel capoluogo, pensate, e da domani decisioni importanti della prossima settimana. Quindi lo spettacolo arranca, sappiamo che ci sono settori. Eccomi. Ecco, ciao Cassandra. Mi senti adesso? Ti sento benissimo. Buonasera a tutti. Buonasera Ciao. Cassandra, Vita, Ciao. Anna. Allora, io stavo dicendo che ci sono ovviamente in questo momento settori che sono al collasso, lo sappiamo. Gente che fatica ogni giorno negli ospedali, strutture ospedaliere. Abbiamo ideato questo programma il giovedì sera proprio per dar manforte all'arte dello spettacolo e ai lavoratori dello spettacolo che, ahimè, insomma, ormai da tanti mesi sono fermi. Quindi noi cerchiamo di aggrapparci, non so, a Cassandra, aiutami tu, a cosa ci dobbiamo aggrappare in questo momento? Tu che vivi in questo momento in sei in Emilia? Sei in Emilia? Io adesso vivo in Romagna da circa 4 anni. Però siciliana di origine, della parte sud-orientale, esattamente da Vittoria, Ragusano, più a sud di Tunisi, quindi molto siciliana. Molto, molto. Senti, a che cosa ci dobbiamo aggrappare in questo momento, Cassandra? Anzitutto bisogna aggrapparsi, e se non ce l'abbiamo come riferimento, ce lo inventiamo, al coraggio. Ci vuole coraggio a fare arte, ci vuole coraggio a lavorare, a vivere in un momento così critico. È facile avere coraggio quando non ce n'è bisogno, perché magari c'hai un vento amico alle spalle, perché magari c'è la pacca che ti aiuta, magari hai il terreno fertile, allora puoi seminare e raccogliere in tranquillità. Io dico sempre che questo è il momento per gli audaci, per tirare fuori
appunto il coraggio, ma avere anche la speranza, che secondo me è l'unico faro che abbiamo a disposizione, non c'è nient'altro. Quindi o vedi bene, oppure siamo destinati ad essere tristi e a lamentarci soltanto di quello che non va. Cassandra, lo faccio dire la stessa cosa, la stessa domanda la rivolgo a Vito. Ci siamo sentiti insomma giorni fa. La prima domanda, Vito, che ti devo fare ovviamente è: come stai? Ma è perché praticamente totalmente ristabilito, non che abbia avuto un decorso pesante, sono stato paucisintomatico, ho imparato questo termine, ho perso soltanto olfatto e gusto per 2 o 3 giorni, ma non ho avuto febbre, non ho avuto nulla. Stiamo parlando di Covid. Sì, sono positivo. Ma scusate, ma c'è Covid? Ma perché c'è veramente non Covid? Scusate, mi dovete perdonare, però mi posso permettere queste battute soltanto tra di noi, perché se le dico qui in Romagna, detto soc cos'è che dici? Cioè, quindi è un po' cos'è là. Senti, comunque mi dispiace davvero, non ci conosciamo, ma ti mando penso di essere un bacio stato negativo. Grazie tante. Molto penso negativo. Di essere stato uno fra i più rigorosi nel cercare di mantenere il distanziamento sociale, di non fare, come dicono da noi in Sicilia, un cuttizza con altre persone. Però mi ha beccato e devo essere sincero, anche nella malattia sono stato piuttosto fortunato, perché ne ho sentite e ne ho viste di brutte. Senti Vito, ma in questi giorni, in questo periodo, la mente, visto che Anna prima stava ritornando indietro a fantastici momenti, ha menzionato il Malaluna per esempio, tu ritorni indietro agli anni 90 quando si ballava tutti con te e con quel gruppo che insomma ha scalato le classifiche italiane? Allora, è normale che la nostra condizione di adesso ci porti tanto a riflettere e a ricordare. Certo, sì, ricordo talvolta, ricordo degli episodi specifici del mio passato nello spettacolo, e proprio lì cerco di modellare secondo le nuove, quello che è il nostro nuovo modus vivendi, e dico, porca miseria, eravamo in locali dove la gente ti veniva ad ascoltare e c'erano 5.000 persone nei locali più grandi del centro Italia, del nord Italia. Scusa. Che brutta voce. Accanto a me pure il video. Ma me lo sto godendo, sai, non mi faccio mancare niente. Anna si prepara perché tra poco la metto nel video anche a lei, perché non ci facciamo mancare anche Cassandra. Insomma, questo ormai sta diventando il mio compagno di viaggio, dove magari rimetto dei video, dei clip o dei live che i miei ospiti fanno, e questo era proprio un video del 1994. Tanto tempo fa. Avevo i capelli. Fantastico, grazie. Senti, ci manca quella dance siciliana anni 90, Ci manca soprattutto la voglia di fare di quel periodo, e anche la pseudo autorità che avevamo in quel periodo nel campo discografico, nel senso che c'era una cosiddetta nouvelle vague portata avanti da quelli che erano i Da Blitz, quelli che erano i Typical insieme ai Blast in Sicilia. C'era Mauro Di Martino anche nella fascia orientale, che poi è diventato sì, assolutamente sì, Mauro Di Martino, sì, assolutamente Carlo La Rosa, insomma c'era tanta gente che si faceva delle produzioni che venivano considerate parecchio valide in campo europeo, se non anche transoceanico, e proprio la Sicilia in quel momento stava vivendo un bellissimo momento artistico. Senti, di grande spinta. Vito, quando ti sei incontrato con un tipo di canto, un tipo di preparazione, un background, come usano i conduttori anglo-americani, background, con Anna Bonomolo, come è scattata la scintilla? Allora, Anna ha nominato i Revisitors.
nello stesso periodo dei Revisitors, qualche anno dopo, sono entrati al Malaluna la Bubas Band. La Bubas Band si è dovuta confrontare con questo. Adesso ci sono i cosiddetti super gruppi, le super band, con questa super band che erano i Revisitors. Nei Revisitors, porco cane, uno scarso, un c'era. Erano tutti bravissimi, mostruosamente bravissimi. Ma poi avevano quello che molti giovani ancora adesso non hanno, cioè la grande padronanza di tutto quello che è lo show, di tutto quello che è l'intrattenimento. Lei, Anna, poco fa citava il fatto che ci si sentiva a casa, però il fatto di intrattenere un pubblico di gente in quel periodo, il Malaluna era veramente ben frequentato da professionisti, medici, c'era, diciamo, non per voler utilizzare un termine classista, ma tutto il gotha dell'intelligenza palermitana. E vedere una band che con una padronanza del genere dominava lo show e riusciva a interloquire con tutto il pubblico è stata in quel periodo una grandissima lezione di vita musicale. E io vedevo giustamente Anna Bonomolo che tirava fuori una voce, diciamo, che ancora adesso conserva con i super attributi, però era anche capace di essere simpatica, erano capaci di essere c'erano i diversi personaggi, c'era Marcello Mandreucci, che saluto tantissimo, c'era tanta gente diversa, era una super band in quel periodo che veramente ti lasciava scioccato, e io ero fra quelli che li andavo a vedere anche quando io non suonavo, andavo al Maluna per andare a vedere i Revisitors. Sentiamo Anna. Anna, avevi intuito che Vito De Canzio potesse essere comunque vocalmente un riferimento siciliano? Assolutamente, ma intanto noi con la Bubas non eravamo antagonisti, anzi loro rappresentavano la puntata d'aria fresca rispetto a noi. Diciamo, noi lo abbiamo identificato subito, nel senso che comunque, sai, Palermo Spiritual nasce da me, da Beppe Vella, che faceva parte pure dei Revisitors, che salutiamo perché sono tutti collegati, Palermo Spiritual Ensemble. E quindi quando abbiamo sentito Vito, io onestamente avevo subito pensato di inserirlo in Palermo Spiritual, ma lui era molto divo al tempo, non che non lo ma tutto, era fighetto e ora, e fighetto era allora, diciamo. Però secondo una voce del genere nel gruppo noi non la potevamo fare scappare, e allora l'abbiamo contattato, e lui, devo dire subito ha accettato. Questo chiaramente ha arricchito il gruppo, che comunque l'anno prossimo, nel 2022, fa 30 anni che lavora e che ha fatto bellissime che oggi forse non si potrebbero rifare. Peraltro voglio sottolineare, senza, diciamo, offendere nessuno, ma che al tempo c'erano delle difficoltà in un certo senso maggiori. Sì, è vero, c'erano meno persone che aspiravano a carriere artistiche, o meglio, non si conoscevano. Ma non c'erano tutti i canali social, non c'erano i reality show, non c'era X Factor, non c'era The Voice, non c'era niente, per cui è più difficile per noi. Anna, hai detto talent show? Hai detto talent show? E allora sì. no, perché allora dobbiamo passare la palla. Bene. No, lo so che ma io non ho fatto solo il talent show, quindi il problema è questo, quindi per me io condivido di certo altro tipo, quindi io condivido quello che dice Anna, e anche io vengo dalla gavetta dei turni fatti in sala come vocalist, e quindi ricordo quando a 16 anni i miei genitori mi accompagnavano da Riccardo Piparo, da Daniele Tignino a fare le registrazioni, e poi uscivano dei dischi dove magari le nostre voci da vocalist giravano e nessuno sapeva che magari eravamo italiani, siciliani. Infatti quindi io e Vito siamo
No, quindi come te. capisco, e sicuramente è vero, era sicuramente difficile, però c'era anche meno gente che rispetto a quanta invece ce n'è oggi. C'è molto mercato, molto, molto più saturo e gli spazi sono incredibilmente ridotti. Quindi se poi ci sono delle trasmissioni che possono dare, che poi sono, attenzione, sono sì delle opportunità, ma ricordiamoci sempre che sono dei programmi televisivi, perché poi un artista o un musicista, un songwriter si fa le ossa, e al di là di quello che può essere il talent, che comunque io ho fatto, ma mi ha dato la possibilità di incontrare Elio, di iniziare tante altre cose e di cambiare, prendere delle decisioni anche nella mia vita, ma sicuramente poi non è il talent quello che insomma è il male del secolo, quanto la riduzione estrema di spazio e invece la proposta infinita che adesso c'è. Allora, io volevo leggere un po' di messaggi perché la gente vi sta seguendo, la gente che vi ama, la gente che segue la nostra trasmissione. Paolo, possiamo mettere in onda una suite di messaggi? Allora, Tirza Maria Girgenti, buona serata. Annamo, salutiamo. Poi Celine, la nostra Celine. Vincenzo, è sempre un piacere ascoltarti. Grazie Celine, appuntamento con Celine su Io Compro. Avevo avuto il piacere della presenza di Cassandra Raffaele per l'inaugurazione del mio ufficio turistico, un ricordo bellissimo e emozionante quando ha cantato a cappella. Ma quando fu? Cassandra, confermi, c'eri? Federica, certo! Ecco, Sì, è stato bellissimo. John Blandi, buonasera Vincenzo, agli ospiti, benvenuta Anna. John Blandi ci segue da New York, la nostra Marzia, buonasera a tutti, le grandi eccellenze artistiche della nostra terra. Andiamo avanti che ci sono altri messaggi. Lidia Prestana, serata eccellente. Ma perché qua abbiamo degli ospiti eccellenti e poi c'è il fan club, un saluto dal fan club ufficiale di Cassandra, ma quanti che carini che ti seguono. Monica invece che dice Ciao! anni 90, io lavoravo nelle migliori discoteche quando esistevano le vere discoteche. Che caduta Cassandra. Sì. Grande l'inverno. allora Lidia dice grande Anna Bonomolo. Lidia che scrive Davide Morici, il fondatore che interviene sempre, sembra veramente uno che non perde mai una puntata, è così, grandi artisti, alte professionalità e tanta voglia di rivederli live, bravi tutti, un particolare Anche abbraccio noi. ad Anna per avere condiviso ricordi comuni di infanzia e che voce. Aspetta, ora replichiamo. C'è Chiara che dice complimenti per Sisilo Nero, un appuntamento che non perdo mai. Io compro siciliano, sempre più contenuti di artisti made in Sicily di alta qualità. E noi siamo qua. Anna, puoi rispondere a Davide se vuoi e salutarlo. Davide, io lo conosco da tantissimo tempo e abbiamo condiviso un sacco di spettacoli, devo dire, perché spettacoli diciamo dove c'entrava anche la musica folk siciliana, dove c'erano parti di teatro e parti musicali, dove abbiamo condiviso, cioè tanti anni fa, comunque ora non lo dico per non però non meno di 15 anni fa almeno, quindi sì, devo dire, riprendendo il discorso che faceva Cassandra, comunque i talent oggi sono un'opportunità e lo penso veramente. Poi certo, come dice lei, io concordo pienamente, dico tu arrivi là, hai l'opportunità, ma devi anche dimostrare dopo che esisti. Cioè Senti, che non sei stata la meteora che è passata Cassandra, i nostri Sì. artisti, io chi arriva qua solitamente cerco di tirare fuori qualcosa, devo dire, molti artisti, quasi tutti, hanno donato qualcosa. Siccome vedo una chitarra appoggiata lì per caso, per caso. Testè. Senti il testè, possiamo accennare magari un pezzettino di Sarà successo, che è il tuo nuovo singolo, così la gente lo può andare a scaricare, lo può andare a visionare, te la senti, dico, è una proposta indecente, ma sai, No, ma serve anche quel minuto e mezzo dove c'è strofa, ritornello e ci fai a noi felici, poi non so. Tanto non so se si sente la chitarra. Benissimo. C'è. Sarà successo che hai vissuto e tutto il resto non ti cambierà la vita. Sarai in discesa, un po' in salita. Che Dio ti benedica.
Questa notte giusta per dormire, puoi fare ancora pace con l'imbrunire. Già chiudi gli occhi, lasciati andare, puoi vedere che adesso tornerai a sognare. Fantastico, ragazzi. Allora, grazie. Intanto in bocca al lupo per questo nuovo singolo. Ho capito che Cassandra, quando parte a cantare e prende la chitarra, è una di quelle che farebbe. No, Adesso... stavo pensando tipo un pezzo da condividere anche con loro. What is love? Baby, don't hurt me. Visto che siamo in chiave anni 90. Don't hurt me. Aspetta. Vai. C'è in ritardo. Oh my god, sì. Comunque era per voi. Allora, invece famo una cosa. Qualche giorno fa famo una cosa, perché coinvolgo adesso il Palermo Spirit Ensemble, perché li ho convocati per questo. Anna, ti sei avvicinata per darmi una testata o cosa? No, nel senso... No, perché io devi sapere che sono notoriamente cieca e quindi anche con gli occhiali ho difficoltà. Allora, io ho visto in questi giorni questa parte qua. Questo video It's all over me. It's giving me a life. Guarda, starei tutta la serata. Posso fare una domanda io certo. Da appassionata? Cioè, vedo anche dalle amicizie che ho su Palermo, mi riferisco a Alessandra Salerno, Daria Biancardi. Pardon. La storia di Palermo musicale ha attinto tantissimo dal blues, dal soul, mentre ad esempio nel catanese, che fu la parte che insomma un po' abbiamo noi come riferimento, essendo orientali, è sempre stata caratterizzata più dalla scena indie rock. Ma secondo voi a Palermo questa natura così blues, i palermitani, da chi l'hanno ereditata? I professori Bonomolo e De Ganzio, vada. È una bellissima domanda sicuramente. Cioè non so che ne pensate, però si sente. Sì, penso che decisamente l'indie rock da noi sia arrivato con un parecchio ritardo nei confronti della costa orientale, della parte orientale dell'isola. Però abbiamo anche noi parecchie delle realtà dell'indie rock abbastanza oramai radicate, vedi la 800A Records, che si occupa spesso di promozione di talenti indipendenti. Detto questo, sì, noi la nostra passione per il blues, io credo di aver ascoltato sempre qualsiasi tipo di musica. Mi sono appassionato al soul per una questione di vicinanza vocale, e ho per fortuna avuto diversi maestri importanti, primo fra tutti Beppe Vella, che nel soul e nella musica anglosassone, o quantomeno anglofona, perché faceva sia la musica inglese che la musica americana, era una seria autorità, nel senso che quando perlomeno da parte mia, quando si cresce con dei modelli come questi e hai la possibilità di vederli
operare e magari poi essendo in quel periodo, come diceva benissimo Anna, c'era molta meno diffusione dal punto di vista mediatico, quindi per poter iniziare a fare il musicista, il cantante, dovevi frequentare gli ambienti dei musicisti e dei cantanti. Infatti. E i musicisti e i cantanti in quel periodo nella nostra città erano soprattutto influenzati dal new jazz, o anche dal soul e dal rhythm and blues. E io, essendo una voce piuttosto mi sono buttato più sul blues e sul soul che altro. Allora, concordo. Il 4 gennaio, se non erro, Anna, voi siete ritornati, è stato il primo appuntamento streaming, il 4 di Palermo Spiritual Ensemble? Il 3. Il 3, quindi Il 3. quello che abbiamo sentito è del 3? Sì, era una diretta streaming da una chiesa, perché noi ormai, diciamo... Cioè, vabbè, la maggior parte dei concerti di gospel ha un suo peso se viene seguito in luoghi che creano comunque una certa atmosfera. Il teatro è assolutamente bellissimo, fantastico, ma il gospel necessita di quel tipo, diciamo, di atmosfera, anche necessiterebbe. Quest'anno ne abbiamo fatto a meno, ma da casa, devo dire, ci hanno sostenuto abbastanza, anche e soprattutto l'interazione con il pubblico. Per ritornare alla domanda di Cassandra, credo che non ci sia un perché. Forse da noi, per questo, dico, essendo tutti siciliani, ma i palermitani in particolare hanno questa attitudine al lamento, e siccome il blues è una delle più alta di lamento, quindi noi ne abbiamo fatto, diciamo, un genere nostro. Questo non significa che chiaramente non abbiamo perseguito, io con i miei gruppi e con un altro gruppo che fa musica siciliana e anche Vito lo ha fatto, diciamo, certa altra tipo di musica, riprendendo le nostre tradizioni, ma alla base sia per il cantato siciliano, che è proprio nell'attitudine, nell'indole, diciamo, dei siciliani. Condivido. Quindi quale migliore genere del blues? Allora, in quell'occasione, in quella serata del 3, quindi si ritornava, insomma, tornavate, Anna diceva queste parole. Vediamo se... Dopo ogni pezzo non ci siano applausi, però noi, diciamo, confidiamo nel fatto che il vostro caffè, il vostro tè, la vostra tisana siano lì con voi mentre ci guardate sul divano, accoccolati, come diceva Baglioni. Allora, in pratica Anna in questo frammento di esibizione faceva capire apertamente come l'assenza dell'applauso, Anna, poi mi puoi anche smentire, l'assenza del pubblico per voi è deleteria, nel senso l'applauso è fondamentale e lì stavate provando, mentre facevate lo spettacolo, a immaginare questo pubblico comodamente, magari con una tisana, c'è un senso di serenità. Il vuoto davanti a voi è veramente qualcosa che per un artista è difficile, insomma, da digerire, penso, Anna. Allora, io penso che per qualsiasi artista, Cassandra nel suo genere, noi con questo gruppo, esibirti davanti a un monitor, a meno che non stai facendo il videoclip, allora anche là io penso che tu debba avere delle motivazioni, ma fare un live, soprattutto di musica che necessita, come dicevo poco fa, dell'interazione, soli, con i tecnici che ti guardano, che possono essere compenetrati, possono ballare, ma fino a un certo punto, perché sono 4, quindi non è stato abbastanza difficile, però poi alla fine abbiamo cercato di immaginare esattamente quello che ho detto, cioè che le persone da casa avessero un'opportunità che non è da tutti, perché solitamente, diciamo, qua ora non lo dico qua una volta mi voglio allargare, i Palermo Spiritual Ensemble non fanno mai meno di 800-1000 persone, se non anche in tempi in cui ci sono stati 3.500 accessi alle grandi chiese tipo San Domenico, eccetera, San Francesco, per cui
quando tu sei sola e diciamo soli, canti solo, non hai la risposta del pubblico, l'applauso, il sorriso di quello della prima fila, è chiaro un attimo che ti blocchi, però è un bloccarsi sempre relativo al momento, perché abbiamo la consapevolezza, credo tutti, che non ci sia un'alternativa. Quindi l'unico modo per Esatto. diciamo contrastare questo momento è volerci credere, perché è importante non demordere. Ecco, lo dice una che fa un altro lavoro, però ecco, secondo me è fondamentale continuare a perseverare nella nostra strada, la strada della musica, che è cultura, che è apertura mentale, che è apertura di orizzonti, condivisione, confronto, come stiamo facendo in questo momento. Senza questo l'umanità... Allora, e sfruttare sicuramente tutto quello che la tecnologia mette a disposizione. Esatto. sì, Vito, volevo, top. tu che sei un animale da palcoscenico in senso buono, ovviamente, anche perché ho avuto l'onore e la fortuna nel 2008 di stare accanto a te mentre cantavi, e questo me lo porterò a vita anche a distanza, ecco, di tanti anni, fare per la mia altra performance, cioè le altre performance che faccio, li faccio anche in discoteca, quando insomma magari si poteva, e lavorare utilizzando la voce accanto a uno che canta live come Vito è il massimo. Questo lo dico Grazie. a distanza di tempo, e tu lo sai l'ammirazione che ho nei tuoi confronti, Vito. Certo, per quanto ci riguarda, la carica, quel tipo di musica, come diceva Anna, insomma, non è facile. Decisamente il feedback del pubblico è una vera e propria, come dire, energia che ti torna indietro. Se ti manca quella, diventa una mera esecuzione. Però come hanno tutti ben detto, e io ne sono veramente convinto, questa condizione, al di là del fatto che sia transitoria, come ha detto Anna giustamente, ha permesso anche a chi l'ha presa in maniera costruttiva, ha permesso di sperimentare nuove forme espressive, perché come benissimo diceva Cassandra, la tecnologia non solo ci ha supportato, ma ci ha dimostrato che è possibile fare una forma dignitosa, di certo non eccelsa, ma una forma dignitosa di espressione artistica grazie all'ausilio della tecnologia. Noi oggi stiamo facendo una trasmissione a tutti gli effetti, stiamo facendo una trasmissione con chi col telefonino, chi col PC, mentre prima si usavano fior di telecamere, fior di studi e tutto il resto. Il produttore musicale, o quantomeno la band, ha capito che riesce a fare delle cose che, mettendole in sync con determinati sistemi, come dire, vengono fuori dei prodotti anche abbastanza accettabili, che ti permettono di dire ai tuoi fan, è un termine che odio dire il termine fan nei miei confronti soprattutto, ma ti permettono di comunicare a chi ti apprezza: noi siamo ancora qui, noi cantiamo ancora e torneremo a vederci tutti quanti. Allora, salutiamo Senza ombra di Federica dubbio. Neia, perché poi ci sono altri, scrivono, perché ci sono persone che sono sempre collegate, altri che si collegano, c'è un entredash tipico di queste trasmissioni. Federica Neia, che è una bravissima artista che abbiamo avuto noi precedentemente, insomma, il suo canto lirico. Un abbraccio a tutti voi da parte di Federica Neia, ma ci sono anche altri messaggi che sono arrivati, perché li volevo salutare. Massimo Torcivia, siete 3 grandi talenti e anche siciliani. Grazie Massimo, a nome degli artisti che sono ospiti stasera. Patrizia Cellini, un bacio Patrizia, complimenti a Vincenzo che porta i nostri artisti vere eccellenze nel nostro settore, nel loro settore sul web, e vi dico che sono orgogliosa di essere siciliana anche grazie a voi. Grazie a te, e noi grazie a Che voi. bella. Lidia Prestana dice bravo Vito, dici bene. Poi c'è anche il messaggio, ecco, Lidia dice bravo Vito, dici Grazie. bene, quindi il discorso che approva. Roberto Billitteri, Vito, è un piacere sentire Vito, quindi Roberto che ti fa i complimenti. Insomma, io sono quasi giunto alla fine, tra l'altro era preannunciato, chi ci segue ha visto le reclame
i lanci, le cartoline, anche la presenza di Sebastiano Alioto. Non posso far finta di nulla, cioè nel senso, nella cartolina c'era, questa sera non c'è. Sebastiano ha avuto proprio un last minute, un impegno personale. Avremo modo di recuperarlo nelle prossime puntate, e noi lo abbracciamo e lo salutiamo, anche perché con Vito e con Anna soprattutto c'è un bellissimo rapporto umano e professionale, ragazzi, quindi lo salutiamo. Sì. Sebastiano in questa serata, mi sembra corretto, ok? Detto ciò, io volevo sentire Anna per il giro dei saluti finale, e poi la schitarrata Cassandra finale, preparala. Anna, Facciamo un pezzo rock. ma No. chiuderai come vuoi tu. Intanto voglio sentire il messaggio ai siciliani che ci seguono, ma sparsi anche in giro per il mondo, chi vedrà nei vari gruppi in giro per il mondo la trasmissione. Anna, il messaggio che vuoi lanciare per questo anno 2021, siamo alla prima puntata dell'anno. Allora, innanzitutto teniamoci stretti e facciamo tutto il possibile per rimanere saldi, per tenerci saldi a questo mondo nel 2021, perché purtroppo la situazione ora, diciamo, in particolare è partita questa terza ondata, o forse già c'era, ecco, e così via. Noi, musica, teatro, danza, tutto ciò che fa cultura, per quanto nel nostro piccolo ognuno col proprio contributo andrà avanti e cercherà di mettercela tutta, quindi sostenete la cultura, sostenete la musica, sostenete i giovani artisti, sostenete quelli che non hanno grandi possibilità economiche, anche con i crowdfunding, con tutto, perché se c'è quello che ci foraggia, non è il denaro, cioè, oddio, schifo non fa, però quello che ci foraggia non è il denaro, ma è l'applauso. In questo momento ci manca, quindi ogni tanto scrivete sui nostri social quanto vi manchiamo, quanto vorreste vederci dal vivo. Quando tutto sarà finito e si apriranno i teatri, si apriranno le cose, saremo là a sbigliettare. Vi prego, in quel momento dovrete essere presentissimi. I siciliani, la Sicilia nel mondo è già abbastanza presente. Fateci continuare ad essere presenti in tutto, 360 gradi. Tra l'altro Roberto Bilitteri che dice: io da Bolzano, quindi ci sta seguendo dall'altra parte dell'Italia, mi fate essere orgoglioso di essere siciliano grazie a voi. Quindi è bellissima legare le varie parti d'Italia o del mondo grazie a una trasmissione come questa. Credo che sia già riempire piccole parti mancanti. Vito, il tuo messaggio a chi ti segue, a chi ti vuol bene. Allora, Anna ha detto praticamente il 90% di quello che avrei voluto dire io, proprio mi ha tolto la parola di bocca, perché gli artisti vanno supportati, però io ci tengo a dire che sì, stiamo vivendo un momento bruttissimo, un momento in cui proprio la nostra, come dire, categoria è veramente molto, molto, molto in difficoltà, però che la cosa non si limiti, per favore, agli artisti che ne hanno tanto bisogno, ma a tutte quelle piccole realtà locali, non parlo di le piccole realtà di qualsiasi natura. Cerchiamo, come ha detto bene Anna, cerchiamo di stringerci tutti quanti insieme e di aiutarci. Se avete la possibilità, di PCM permettendo, di andare a prendere un caffè nel locale vicino, fatelo, perché per adesso sono categorie che hanno dei seri problemi. Tutte le realtà siciliane, le realtà locali, cerchiamo di sostenerci a vicenda. Indubbiamente ha detto una cosa correttissima Anna: per un artista il feedback è importantissimo, la vicinanza con le persone che lo apprezzano è importantissimo, quindi non perdete l'occasione, se vi fa piacere, di dimostrare a quell'artista anche nelle pagine social, nei vari contatti, a chi fa televisione, a chi fa musica, a chi fa pittura. Non perdete l'occasione di mostrare la vostra vicinanza, e non perdete le occasioni di mostrare la vostra vicinanza anche alle realtà commerciali locali e siciliane. Grazie a Vito De Canzio. Cassandra dall'Emilia che ci dice? Come ci saluta?
dall'Emilia Romagna vi saluto. No, Ah. no, non prenderò mai questo accento perché non sarei credibile. Beh, con questa trasmissione si realizza quello che un po' è anche la nuova era, la sintesi di quello che sta accadendo e che continuerà ad accadere e si svilupperà grazie al networking, grazie alla TV streaming, quello cioè di trasmettere la musica, trasmettere emozioni e far sentire soprattutto le persone meno sole, perché pensiamo che cosa sarebbe successo se non ci fossero stati anche i social, che per certi versi ci sono dei momenti che odiamo tutti, perché non ne potremo più di vedere post di gente che oggi è felice, domani prende invece a parole il suo vicino perché non ne può più di sentire post possibilmente allegri o tristi, insomma siamo così, un po' umorali, però pensate che cosa poteva accadere soprattutto alle persone che vivono da soli, che sono stati in quarantena. Quindi i social, la tecnologia ha aiutato e può essere tuttora una piattaforma utilissima per i musicisti, lo ha già dimostrato. Continueremo insomma a fare la musica anche con la mentalità streaming. È ovvio che quello che manca al di là dell'applauso è anche quella sensazione di coperta che la gente quando insomma suoni, il calore, cioè ti manca proprio la percezione che c'è la gente vicina che ti ascolta, perché questo dimostra ancora di più che quello che facciamo lo facciamo per darlo fuori, per darlo agli altri. Non ne possiamo più di tenerci le cose nostre a casa e di viverle dentro questa scatoletta, però speriamo che la scatoletta diventa piena di buchi e che possa far uscire presto fuori la nostra musica a contatto con la gente vicina. Saluto Cassandra... la mia famiglia, Vittoria, e spero che insomma sto DPCM mi consente di venire in Sicilia perché mi devo venire a mangiare l'arancina. Dai, aspetta, prepara la chitarra. Stefania Caccamo dice: bravo Vito, supportiamo e sosteniamo il prodotto locale, che sia cibo, arte. Io compro siciliano, lo fa in maniera eccellente. Bravi. Vincenzo, grazie con queste puntate. Gio Blandi, mi dai l'opportunità di conoscere tanto talento siciliano. Allora, Vito, Anna, rimanete con noi proprio per la sigla finale? Certo. Sì, ok. Allora, Cassandra, un minuto e poi ci salutiamo, dai. Io dedico questa canzone a tutti, l'ho sempre definita la canzone della perseveranza. Io non mi abbatto perché non sono un albero. Io non mi abbatto perché non sono un albero. Io non precipito perché non sono pioggia. Non passo il tempo a far la fotosintesi. Vivo la vita con tutte le sue follie e non mi lancio perché non sono un sasso. Non mi deprimo perché sono già matta. Io non mi lancio perché non sono un sasso, ma sopravvivo perché sono nata libera. Brava, Buona perseveranza, grazie a tutti. Grazie a Cassandra Raffaele, grazie ad Anna Bonomolo, grazie a Vito De Canzio, grazie ai nostri artisti in Sicily On Air torna giovedì alle 21:30 su Io Compro Siciliano. Buonanotte. Ciao, buonanotte. Ciao.